niente. Rieccoci al primo Inter Pares, diviso in due parti, come vi ho già accennato. La prima riguarda uno dei candidati sindaci per il prossimo amministrativo di Padova, Francesco Peghin. Poi nella seconda parte parleremo invece dei 2 anni che hanno attanagliato il mondo intero e anche Padova per quanto riguarda questo maledetto Covid. Allora, abbiamo parlato un po' di tutto, ma continueremo a parlare con Francesco Peghin. D'accordo sulla linea del tram, sulle nuove linee del tram, oppure qualche idea diversa? Ma io in questa fase della mia inizio di campagna elettorale ascolterò i padovani. Ho deciso, prima di esporre le mie idee, che certamente ho, di andare a sentire in giro per i quartieri di Padova, dall'Arcella alla Guizza, a altri territori, come pensano i padovani, i problemi che ci sono, come vivono loro, quindi il tram, come l'inceneritore, altre, la raccolta differenziata, eccetera. Ma l'inceneritore sai che è una competenza della regione, il sindaco può dire di fare il sindaco. Però è importante, i padovani. Per esempio, questa amministrazione ha detto no, non lo voglio, però la regione ha detto sì e quindi si farà, perché poi la regione. Questa amministrazione ha detto inizialmente sì, lo vogliamo, dopo ha fatto un gioco di dire no, non lo voglio all'ultimo momento, quando sapevano. Però mi sembra che almeno nelle ultime affermazioni che ho sentito qui, mi ha detto che non lo vogliono per vari motivi, adesso però lì poi, al di là che lo vogliono o no, che lei lo voglia o no, è la regione poi che decide. Però bisogna sentire i padovani, perché al di là della regione che decide come la pensano i padovani, soprattutto quelli nelle zone vicino all'inceneritore, è molto importante. Quindi sarà questa fase che io chiamo fase di ascolto. Quindi in giro sul per la tram città. ovviamente ascolterà. Quindi voglio prima sentire, rendermi conto dei problemi, come li vivono i cittadini, soprattutto lungo il percorso, quello che dovrebbe essere il percorso della futura linea del tram, per poi esporre le mie idee. Ma domanda, Peghin, se indipendentemente la città, quei soldi arrivano già, iniziano già i lavori, un sindaco che subentra deve per forza terminare, non può togliere tutto, cosa può fare di diverso in generale? Cioè facciamo un ragionamento così, no? Il sindaco attuale dice ok, facciamo il tram, iniziano i lavori, il sindaco che succede è Peghin o è un altro, dice no, non lo voglio più, non può mica abbattere, cosa può fare? Beh, si possono trovare altri tipi di finanziamenti, perché in questo momento si possono trovare altre strade. Io faccio l'imprenditore, è un mio compito cercare di ascoltare, certo, decidere e poi agire, quindi si possono trovare altre vie, non è detto che ci si debba incapponire su una soluzione se quella soluzione non è quella che va bene per la città, quindi un sindaco entrante può anche valutare cose diverse. Penso, se uno dei compiti principali di un sindaco è quello della ricucitura dei quartieri, ci sono quartieri come l'Arcella e la Guizza che sono tagliati fuori dalla città, e credo che questa amministrazione abbia fatto molto poco per questi quartieri. Penso a quello che è successo con il Borgo Magno per l'Arcella, dove per un anno intero per le manutenzioni è stata raccontata una favola che raccontava che dopo 6 mesi sarebbe stato tutto come prima, poi invece è venuta fuori la verità che c'erano altri problemi, dopo aver fatto fare ai cittadini il giro dell'Oca per andare all'Arcella con dei percorsi incredibili, e a furor di popolo sono stati costretti a ripristinare una corsia in una maniera che comunque è molto problematica, perché c'è un semaforo con le ambulanze che si sono ferme al semaforo, non possono passare. È stato un disastro come è stata affrontata quella cosa sulla viabilità. Quindi io penso che un compito importante sia quello di cercare la ricucitura dei quartieri periferici che in questo momento sono stati parecchio abbandonati, al di là dei rendering che vengono fatti per esempio dall'Arcella sull'acquisto dell'area valli, dove renderemo la città, l'Arcella, il quartiere più bello di Padova. Rende bene la parola rendering, cioè un'immagine di quello che faremo fra 5 anni, quello che non abbiamo fatto adesso. Quindi c'è molto da lavorare per quanto lei sta dicendo nel quartiere dell'Arcella, che poi è il fulcro
dove si dice si vincono, si perdono le elezioni, poi tra l'altro quello è uno dei punti più strategici. Ma al di là di quello dire. io sono cresciuto all'Arcella, per cui ho un amore particolare per quel quartiere lì, di cui conosco bene le problematiche, lavorandoci, perché ho gli uffici, il quartiere generale della mia azienda lì, avendoci passato tutta la vita. Ma la Guizza è uguale, vedendo proprio questo Natale che avevo un po' di tempo libero, ho preso il mio scooter, sono andato a fare un giro per le vie della Guizza per rendermi un po' conto di una situazione. Insomma, i quartieri più grandi di Padova sono stati vissuti secondo me come qualcosa di un po' alieno, focalizzato le risorse molto sul centro, E quindi che è investirà importantissimo. e farà ovviamente un occhio di riguardo anche per la periferia di Padova. E per quanto riguarda il centro storico? Il centro Che storico... lì ovviamente quel commercio che c'è lì, ma non so anche lì com'è la situazione, lei sa benissimo con l'e-commerce, non glielo spiego io, ovviamente ha rivoluzionato il mondo al di là del Covid. Io credo che il commercio lentamente sparirà o quantomeno ridurrà, e in tutto il mondo, ovviamente in America addirittura certe aziende multinazionali hanno chiuso proprio per via dell'e-commerce. Si può secondo lei fare qualcosa proprio sotto questo punto di vista, perché è l'economia poi di una città? Il commercio. Il centro storico sta soffrendo, questo è innegabile. Il centro storico è di una bellezza incredibile, lo dicevamo prima, però ha 3 problemi. Il primo è che sono state fatte alcune scelte sulla viabilità, penso a Corso Milano, che hanno creato molti problemi. Io sento i residenti di quella via lì lamentarsi molto per il traffico, non ci sono parcheggi, eccetera. Il commercio si sta un po' spopolando nel centro storico, stanno chiudendo molti esercizi e questo è un problema importante da porsi. E poi la sicurezza, gli anziani sono venuti al mio point che abbiamo inaugurato sabato scorso, in molti, dicendo faccia qualcosa per la sicurezza, perché a noi piacerebbe poter fare una passeggiata alla sera, non ci sentiamo sicuri. Quindi queste 3 cose sicuramente in centro storico sono un problema. Il tema dei parcheggi poi è importantissimo, perché non ci si può dimenticare che bisogna riuscire ad arrivare in centro, trovare una maniera di trovare dei parcheggi. Penso a città anche molto più grandi di Padova, che io ho visitato per esempio a Torino, una città che ha fatto delle cose eccellenti sotto molti aspetti, e uno arriva ma trova il posto dove parcheggiare per poi andare in centro. Verona lo stesso, a Verona il parcheggio non è un problema, uno arriva a Padova e magari deve girare per mezz'ora con la macchina perché il parcheggio in Piazza Insurrezione è sempre pieno, eccetera, quindi insomma in qualche modo... Bisognerebbe fare dei parcheggi, è un po' che la struttura della città, che è un po' difficile trovare i parcheggi, perché se lei diventa sindaco, io per esempio se fossi sindaco toglierei anche Piazza Insurrezione, immagini lei. Sì, infatti, ma basta avere delle soluzioni in mente. Da padovano, mi scusi così, mi permetto di dire, il mio sogno, siccome sono nato, ho vissuto la mia infanzia sempre lì, era di vedere il Prato della Valle senza una macchina. Era un mio sogno, no? Lei immagini i commercianti o chi fa ovviamente il mercato se do questo pensiero, però il mio pensiero era come il centro di Verona, perché arrivi dall'arena in centro non puoi più andare in automobile, insomma le città italiane hanno una struttura che è difficile trovare un parcheggio, se no lo devi trovare fuori, almeno presumo io. Sì, quello però bisogna trovare una soluzione certo. per l'accesso nel centro, perché sennò il commercio morirà. Se vogliamo che il commercio muoia anche nel centro storico, oltre a quello che è successo, penso a via Tiziano Aspetti all'Arcella, il commercio là si è molto, molto ridotto, inutile, innegabile. Se il tram all'Arcella ha portato un mezzo di trasporto con cui è possibile, però ha sicuramente molto penalizzato il commercio, e anche il tema dell'inquinamento, che è un altro grosso problema che c'è a Padova. Sì, no, ma era sul commercio, perché io più la colpa, non do nessuna colpa a tutti voi che farete, o anche lei se farà il sindaco, è colpa dell'e-commerce. Io abbatterei l'e-commerce, abbatterei Amazon, capito? Io abbatterei è anche colpa, a mio modo di vedere, di alcune scelte che sono state fatte sulla grande distribuzione, dove sono stati molto incentivati l'apertura di grandi centri commerciali, supermercati, a scapito
del negozio di prossimità, eccetera. Ma lei che lo sa, sta mi soffrendo. diceva che la regione che è venuto qui è che è la regione che fino a 1500 metri uno può aprire quello che vuole, mi diceva. E mi dicevano, mi aiuti, qui vicino a noi, praticamente nella zona dove verrà il nuovo ospedale, dovrebbero costruire due grandi ipermercati, grandi centri commerciali che magari ovviamente l'economia oggi non lo faranno più, e se il sindaco dice no, voi non potete farlo, siccome è di vecchia amministrazione ancora della Giustina Destro e di Zanonato, uno per forza o deve pagare o deve farli ricostruire perché sono di vecchia data questi mandati. Non so se... Ma io ho visto che durante questi ultimi anni il numero di aperture di supermercati e soprattutto di una tipologia di supermercati è aumentato in maniera esponenziale. Io credo che quello che è successo in questi anni, che ha penalizzato i negozi di prossimità in tutta la città, sia un qualcosa che è stato veramente un peccato, perché perdere quello che è un po' la caratterizzazione della città, cioè l'omogeneizzazione della città, stile americano, del centro commerciale, io non la condivido. Io preferivo e preferisco il negozio di vicinato, il negozio io la penso come lei, su questo la penso anch'io, solo che ripeto non è compito, neanche se diventa sindaco lei, uno può costruire fino alle leggi su cui prevedono queste, quindi non può far nulla neanche lei. Si può limitare, si può limitare, perché anche il consumo del suolo a Padova, un altro problema, quello se si è edificato troppo, a Padova si sta continuando ad edificare troppo, credo si debba dare un limite e puntare più sulla ristrutturazione dell'esistente che sulla costruzione. Penso a Ponte Vigo d'Arze, c'è una problematica di questo tipo. Io credo che si debba darsi un limite, perché Padova è una delle città meno verdi del Veneto, è inutile che ci nascondiamo, quindi il problema dell'inquinamento è un problema che c'è a Padova, che non è stato risolto in questi 4-5 anni, nonostante ci sia una componente ambientalista molto forte nella giunta attuale, però l'inquinamento a Padova è rimasto. E cosa bisognerebbe fare secondo lei? Perché è vero che Padova è una città che è inquinata ma da anni, ma qui poi cosa bisognerebbe fare? Questa amministrazione ha pensato, come l'assessore all'ambiente pensa, che l'unico strumento siano le domeniche ecologiche. Benissimo, le domeniche ecologiche sono una cosa come un'altra, ma le domeniche ecologiche non risolvono il problema dell'inquinamento, non lo hanno risolto in questi anni. Recentemente sono usciti dei dati di Lega Ambiente che pongono la situazione del PM10 a Padova tra le più elevate in Italia, e ci sono altri strumenti che possono essere usati, penso alla pulizia delle strade con l'acqua, e penso a guardare a altre cose come il tema delle caldaie, delle emissioni inquinanti. Penso appunto che si possa fare qualcosa, insomma, in parole povere. Insomma. Sì, che non si continui con una politica di edificabilità a scapito delle altre cose. A scapito gli alberi, una cosa importantissima. Certo. Vediamo piantare gli alberi sul percorso del tram, poi piantare delle piantine. È quello che stiamo vedendo ora. Sì, e credo insomma si possa fare sicuramente di più. Ecco, e per quanto riguarda le piste ciclabili, d'accordo nell'aumentare ovviamente questo mezzo di trasporto conoscendo la città, visto anche tutte le problematiche che ci sono? Padova è sempre stata un po' indietro riguardo alle piste ciclabili, è una cosa importante che deve essere completata. Penso anche una cosa importante sono gli argini, il completamento del percorso per le passeggiate, per i runner che c'è dall'Ungargine Scaricatore, il collegamento con gli altri argini. Quelle sono cose che anche rafforzano la convivialità tra i padovani, che diciamo storicamente Padova ha sempre avuto un problema di verde, di luoghi dove si possa ai bambini dove possa essere. Sì, ma è d'accordo nell'aumentare le piste ciclabili, le biciclette? Bisogna farlo, ma con l'attenzione, perché vedo spesso situazioni di problematica con i monopattini, le biciclette, le automobili insieme. Ma i monopattini li toglierei tutti.
Perché io li toglierei tutti, mi creda, sono una cosa, però lo Stato li ha imposti e quindi io li toglierei tutti. Bisogna probabilmente avere una regolamentazione migliore, che ho visto tanti incidenti, purtroppo persone che diciamo essere travolti da una macchina sul monopattino è una cosa che poi... non è, ma perché vanno via anche un po' dei coscienti, devo dire, guarda, io ne ho visti due salire due, chi addirittura si è messo un pezzo di legno fatto da sedile, ne ho visti tutti i colori con questi qui, cioè... Io li toglierei, dico la verità, poi vabbè, in ogni modo la modernità, probabilmente sono vecchio io, però è un trasporto che sarebbe bello se le persone fossero, i giovani soprattutto, lo usassero con rispetto per gli altri, presumo io. Io non ci sono mai salito, che mi fa un po' paura, nemmeno io. Vorrei non fratturarmi le gambe. Vabbè, però uno sportivo, poi che parliamo anche di sport. Mi è capitato di cadere con la bicicletta, con la ruota dentro i binari del tram, me la sono cavata. Però non doveva andare, è proibito andare nei binari del tram. Infatti non mi sono lamentato, è proibito andare sui binari del tram. Me la sono cavata una volta. No, bisogna stare attenti, sì, perché poi... Che poi no, davvero... ma molti anni fa è successa questa cosa. Prima di parlare dello sport, Padova è anche una città che ha molta povertà, Francesco, per esempio, e poi parleremo anche della guerra, perché proprio ieri sono arrivati dei ragazzi profughi a Rubano, quindi l'Italia come accoglienza li sta accogliendo, e anche Padova mi sembra. Il pensiero prima sulla città della parte dei cittadini poveri, se sul sociale ha intenzione di fare qualcosa, e poi due parole per quanto riguarda l'accoglienza per via della guerra. Questo della povertà è un grandissimo problema in questo momento, che credo stia aumentando dato quello che sta succedendo. E poi tra l'altro ho letto che lei darà tutto lo stipendio ai poveri. Sì, questo adesso glielo dico. Sì, dicevo, è un grosso problema questo, che sta aumentando con quello che sta succedendo in questi mesi, con gli aumenti dei costi delle materie prime, l'energia, quello dell'aumento delle bollette sarà una cosa che nei prossimi mesi sarà, penso, devastante per le famiglie, i condomini che magari faranno fatica a pagare le spese condominiali. Sì, per le imprese che si trovano per tutti, quindi questo è un tema che chiaramente non dipende da una singola città, ci dovrà far squadra tra le città e lo Stato per cercare di attenuare questo, e quindi l'impegno su questo è una priorità. A tal fine ho voluto lanciare proprio un segnale in questi giorni, e cioè quello che quando sarò sindaco la prima delibera, il primo atto che farò sarà quello di rinunciare al mio compenso di sindaco per metterlo a disposizione in un apposito fondo sociale per le famiglie disagiate, che in questo momento appunto le bollette. Questo chiaramente è un... Perché lei, anche sindaco che c'è presente, avete la possibilità di poterlo fare, perché avete insomma, sotto un aspetto economico, perché se uno non ha la possibilità di diventare sindaco, se faccio il sindaco non posso dire te lo do perché devo anche vivere. Al di là di questo è gratificante quello che fa, bravi, però è anche a odore del vero. Sicuramente il sindaco uscente però non l'ha fatto, cioè il suo compenso l'ha preso, io non lo prenderò fin dal primo giorno, ma dirò di più, rinuncerò a quello che è il compenso del portavoce. Attualmente c'è il Comune di Padova ha un sindaco uscente, ha un portavoce, stratega, sindaco ombra, comunque lo chiamino in giro. Io quella stratega, portavoce, sindaco ombra non ce l'avrò, quindi ci sarà un risparmio di oltre 80.000 euro all'anno, che vuol dire circa 400.000 euro in 5 anni, che aggiunti ai 600.000 euro circa, perché adesso... E chi farà il suo collaboratore? Non voglio sapere il nome, qualcuno lo farà pure. Io penso che ci siano tante professionalità in comune di cui ci si può avvalere e da cui si possa pescare senza andare in cerca di comunque bisogna retribuirli. All'interno ci sono delle professionalità che sono già, diciamo, in carico al comune, quindi ci si potrà avvalere. Comunque non prenderò professionalità dall'esterno, o quantomeno non a carico del comune.
Dicevo, si creerà un fondo di 1 milione di euro, che è una piccola goccia nell'oceano, nel mare ovviamente, ma un segnale a favore dei cittadini che ne hanno bisogno. E per via della guerra, sull'accoglienza di quelli che arrivano, purtroppo, dicevo ieri, ne sono arrivati una cinquantina di bambini che sono andati a Rubano, ovviamente da una situazione, stiamo avendo un'immagine che nel 2022 è davvero assurda che esista. Questo è veramente una cosa angosciante, lo dicevo nei giorni scorsi. Io sono un pacifista, apposi la bandiera della pace fuori dalla finestra della mia abitazione a Aracella quando gli americani stavano per attaccare l'Iraq nel 2003, perché a differenza di quella che era la posizione del nostro paese, io ero totalmente contrario, e sono ovviamente totalmente contrario a quello che è successo adesso con l'attacco della Russia all'Ucraina, perché la pace non può essere lo strumento di risoluzione dei conflitti politici. E quindi penso che i profughi ucraini che arriveranno, tra l'altro gli ucraini sono una popolazione veramente valida, anche qui la comunità di ucraini che c'è a Padova sono dei gran lavoratori, e quindi penso che un comune debba attivarsi, ma non solo un comune, cioè tutti i cittadini devono cercare di attivarsi per aiutarli. Anche noi, come in questo momento, abbiamo preso una decisione proprio in questi giorni, cioè di mettere a disposizione. Noi abbiamo una succursale del Point in centro, in via Oberdan ad Arcella, di mettere a disposizione alle associazioni che stanno lavorando in questo momento per gli aiuti in Ucraina, se hanno bisogno di un punto di appoggio per riunirsi per queste attività, possono contattare la nostra associazione, il nostro comitato, per potersi avvalere della nostra sede all'Arcella. Questa è una piccola cosa, ma che può essere... che è importante. Senta Peghin, due cose, poi parliamo anche dello sport. Sia il sindaco uscente sia lei siete due imprenditori, due validissimi imprenditori sotto questo punto di vista, da un mio punto di vista non posso dire altro. E siete, essendo degli imprenditori di altissime capacità, siete anche pratici. Cioè io voglio questo e lo voglio costruire domani, io voglio quell'altro, non so se hai reso l'idea, però vi troverete, si è trovato di fronte all'attuale sindaco uscente, si troverà di fronte anche lei se vincerà, con la burocrazia che dirà: caro Peghin, io ho capito che lei vuole fare tutto in 2 giorni, ma in politica non è così, e quindi... Certo, questo è probabilmente il primo problema che un imprenditore, ho sentito anche il sindaco Brugnaro di Venezia riguardo a questo aspetto, all'inizio cascano le braccia, però dopo la capacità dell'imprenditore è quella di capire la situazione, vedere come affrontarla, riuscire ad avvalersi di una squadra e poi cercare di affrontare i problemi con le risorse che si possono avere. No, lei le risorse le ha tutte, ma sono i tempi della burocrazia. No, risorse intendo anche in termini di tempo. Chiaramente l'Italia è quello che è così, per cui, è così. Però insomma si può sempre trovare le vie giuste per accelerare i problemi, soprattutto quelli prioritari, cioè, perché io penso che Padova abbia bisogno soprattutto di una visione per il futuro. Io credo basta volare basso, Padova deve ritornare ad essere quella città che ci fa sognare come padovani, quel posto che ci compete, se non essere una città periferica dell'Italia, perché Padova non è una città periferica, deve tornare a essere quello che era. Mi piacerebbe l'idea di una città metropolitana, cioè includere e convincere i paesi vicini e limitrofi, da Roncaglia, sto dicendo, a Cadone, a diventare una grande città con molti più abitanti, in modo tale di avere un potere con Roma e con l'amministrazione, per avere anche più sostegni economici e tant'altro. Mi piacerebbe un'idea del genere. Mia intenzione è cercare di collaborare il più possibile con i sindaci delle città vicine, perché molti problemi non sono i problemi di Padova o del comune di Cadone piuttosto che di Vigo d'Arzio, eccetera, ma sono problemi che si possono affrontare meglio insieme. Penso alle terme, per esempio. Io ho sempre visto, lo dico perché ho anche delle attività nell'ambito termale, quindi un pochettino ad Abano le conosco le problematiche. Ho sempre visto la promozione del turismo a Padova andare per conto suo, sulle sue cose, e le terme andare per conto proprio, quando dovrebbe essere una cosa veramente più congiunta,
unita possibile per offrire... È un mondo particolare le terme. Lo so Io le abbiamo bene, seguite in maniera... Lei pensi che Avano è stato uno dei paesi più commissariati in Italia, quindi faccia conto quanto fatica. Per fare quel salto di qualità ci vuole proprio questa capacità di riuscire a mettere insieme Però le cose. Però un'idea che è suggestiva dal suo punto di vista. Senta, in conclusione lo sport, dove iniziamo? Dal calcio Padova? Dove vuole. Oh, guardi, le posso dire lì, andiamo sulla materia che mi trovo preparatissimo. Per lo sport qui a Padova siamo... Calcio Padova forse è calcio lo sport Padova. più... Poi le dico che noi non abbiamo una squadra, abbiamo la pallavolo che è brava perché ha dei imprenditori che sono riusciti a far crescere quello che sono riusciti, ma senza grandi risultati, cioè mantenere la categoria, per via anche tra l'altro che fino all'anno scorso non c'erano retrocessioni. Abbiamo il basket, che una volta c'era la storia Petrarca, io vivevo in Prato Navale, quindi se vuole di basket partiamo, siamo come... Io il basket lo amavo e l'ho sempre amato, qui a Padova avevamo una squadra fortissima, le dico tutti i nomi di quel Petrarca lì, però è decaduta. Avevamo il rugby, anche lì il rugby sì, c'è ancora il Petrarca, però non è più il rugby di una volta. E Padova un po' sotto un aspetto sportivo ha tante cose ma non ha eccellenze. Quindi? Io da sportivo questo tema l'ho sempre sofferto perché ho visto sempre Padova un po' più indietro rispetto a quello che si meriterebbe, forse perché Padova è tanto frazionata in tanti sport, magari alcune città hanno puntato molte risorse su uno... Oppure perché gli imprenditori non vogliono mettere soldi per non rischiare nello sport, c'è un motivo. Perché io credo, mi è piaciuto il discorso che ha fatto prima Peggy, credo che un imprenditore, è un mio pensiero personale, che guadagna nella città dove lavora e dove cresce a livello imprenditoriale e anche a livello economico, abbia il dovere e il diritto di dare qualcosa alla città sotto un aspetto culturale e sportivo. Non tutti lo percepiscono, ognuno pensa ai fatti propri, dice ho fatto i miei soldi, faccio i miei affari, pochi lo fanno, c'è qualcuno che lo fa, ma non, io credo che Padova sotto questo punto di vista abbia una potenzialità, però il padovano è un po' restio di dare qualcosa. Lei è stato uno che nel suo ha dato, c'è chi ha dato allo sport perché ha dato, ma c'è chi ha avuto molte più possibilità che proprio se ne frega, mi scusi la terminologia. Ecco, la parola di un sindaco è anche convincere questi a fare qualcosa. Sì, c'è anche quello, lei ha ragione, c'è anche di questo. Adesso io ho sempre avuto questa sensibilità perché mi veniva naturale, essendo lo sport, è sempre stata la mia passione fin da ragazzino, quindi forse per me era un tasto che veniva naturale, per molti altri magari meno, però effettivamente forse c'è anche questo, anche se c'è da dire che oggi lo sport professionistico purtroppo è sempre meno, diciamo, affrontabile con il mecenatismo, perché lo vediamo non solo nel calcio, che evidentemente vedendo che tutte le squadre stanno finendo in mano di squadre di Serie A, di fondi stranieri, eccetera, vuol dire che l'Italia le stiamo vendendo. Bisognerebbe forse darsi un limite, perché le spese per lo sport professionistico sono secondo me andate oltre misura, dicevo, non solo nel calcio ma anche in altri sport. Io sto dando una mano con la nostra azienda al basket, a una delle squadre principali. La porti in Serie A, Pechino, la porti in Serie A. Adesso in Serie C non è la Virtus, è l'altra squadra prima in classifica un passo. Padova ha avuto una storia nel basket straordinaria, da Coras a Bariviera, le dico a Iessi, le dico tutti, siamo arrivati, tra l'altro perché io sono innamorato come il calcio e il basket, ma qui proprio... Io lo ricordo perché da bambino il primo sport che ho praticato a livello così agonistico è stato proprio il basket ha praticato tutto lei, alla Piero Bona, al patronato di Santa Sofia, per cui andavo a vedere il Petrarca, all'Antoniano. Io ricordo a Piero Bona c'era proprio un campetto piccolo di basket all'aperto, quindi d'inverno, sì. Estate e inverno si giocava. Ma giusto per fare un paragone, all'epoca io giocavo a basket quando avevo 10 anni, prendevo l'autobus dall'Arcella fino al patronato di Santa Sofia, un bambino di 10 anni che prendeva l'autobus e andava dall'altra parte della città e tornava alle 7:30 di sera senza paura. Tempi diversi, Francesco. Bisognerebbe tornare a quei tempi lì. Sono d'accordo con lei, bisognerebbe tornare in tante cose a quei tempi lì. Però diciamo che lo sport a Padova può... E d'accordo su quello Euganeo cosa facciamo? Questa amministrazione sta facendo una curva, la precedente voleva giocare al plebiscito, lei ha un'idea in questo senso? Ma l'Euganeo c'è, dobbiamo tenercelo,
adesso vedremo se arriverà questa curva che mi sembra un po' in ritardo, però io penso che comunque il calcio rimanga lo sport bandiera di una città, c'è poco da fare, ahimè, perché gli italiani sono calciofili e quindi la squadra di calcio può essere veramente uno specchietto che può fare molto proprio per l'attrattività, per la promozione della città, quindi mi auguro nonostante ci sia questo Sud Tirol che sta dominando, anche se finalmente ha perso la prima partita, che il Padova possa farsi, magari ai playoff, se non in prima... Il Sud Tirol perderà ancora dei punti, è il Padova che non deve più perdere, questo mi preoccupa più il Padova che la perdita dei punti di Sud Tirol. Senta, sapete già, io nell'avere ospite anche il sindaco attuale, non è stato ancora deciso la data di queste? Non si sa ancora. Ad oggi si sentono tante voci, ma la data precisa si parla di fine maggio, inizio giugno, però non credo sia ancora stata presa la decisione. E quindi spero verrà presa presto, perché davvero... insomma... Io penso che quando finirà lo stato di emergenza, cioè la fine del mese di questo mese, ormai che siamo a marzo, si dovrebbe sapere tutto. È stata una chiacchierata, noi ci rivedremo ancora se lei verrà mio gradito ospite. Qualcosa che non ho chiesto che ha voglia di dire? No, direi che abbiamo fatto una panoramica. Una bella chiacchieratina, no, vero? Non così. Ho visto che dei ragazzi giovani che le danno una mano, tutti vestiti con la maglietta rosa. Ne volevo una anch'io, però non ne ha fatto taglia doppia XXL. Gliela portiamo. Ma non ha fatto XXL, l'ha fatta XXL? Sì, mi pare di sì. Perché vedo i ragazzi, insomma, le ha portate, sono tutte piccoline. Sì, dunque, ma c'è al di là delle battute, saranno 3-4 mesi di duro impegno, Francesco Peghin? Sì, sicuramente un impegno importante, però è una sfida appassionante. Quando ci si mette in gioco per la propria città tutto diventa più leggero, insomma, Lo vedremo con i capelli più bianchi fra 3-4 mesi. Sono già molto bianchi. Stanno diventando bianchi, non ancora bianchi, dopo fra 3-4 mesi potrebbero... spero di no. No, nel senso che è stata magari con soddisfazione, no, però è stata una battaglia impegnativa sotto un aspetto di tempo, di dire quello che vuole fare ai cittadini padovani, ovviamente. Ci rivedremo in questo stesso luogo da sindaco e glielo saprò dire. Ma ci vedremo anche in altri luoghi, ma mica solo che vediamo che noi in comune non c'è nessun problema sotto questo punto di vista. Grazie davvero Francesco Peghin, in bocca al lupo ovviamente per questa nuova avventura e ovviamente augurandole tutti i più grandi successi. Io sono sopra le parti perché così è giusto sia, e quindi buon lavoro davvero per quello che dovrà fare da qui a quando ci saranno queste amministrative. Ci auguriamo che venga data la data il più presto possibile. Grazie Francesco Peghin. Crepi il lupo e grazie a voi e ai vostri telespettatori. Grazie, invece vi ricordo che andiamo in pubblicità, poi a rientro avremo ospite il dottor Ivo Tiberio, che è primario delle anestesie dell'ospedale civile di Padova e che ci racconterà i 2 anni di Covid. A tra poco.